guide me, to guide me, to hold me, to scold me. 'Cause when I'm bad, I'm so bad. So let's dance, let's dance, let's dance, let's dance, let's dance, let's dance tonight. Let's dance for love. Yes, it's my last dance, romance tonight. Oh, I need you by me, beside me, to guide me, to hold me, to hold me. 'Cause when I'm bad, I'm so bad. So let's dance, let's dance, let's dance, let's dance, let's dance, let's dance Last Dance, l'ultimo ballo, cantava Donna Summer nel 1978. In effetti questo è il mio ultimo giro di pista qui alla rassegna stampa in qualità di supplente di Sammy Varin, che naturalmente tornerà lunedì alle 7:30, però noi appunto ne approfittiamo per fare quest'ultimo giro di ballo. Voglio ringraziare tutti voi per la pazienza in questi 2 mesi. Sono stati 2 mesi professionalmente impegnativi ma molto belli, anche perché, come vedete, viviamo anni in cui la storia si è fatta più veloce e più densa. Abbiamo avuto un papa morto in pieno giubileo, cosa che non succedeva dall'anno 1700, un papa eletto sempre in pieno giubileo, dopodiché abbiamo avuto crescenti tensioni internazionali e lo scoppio di questa guerra nel giro di appena 60 giorni, anche meno. I giornalisti servono, sì, servono e come, perché sono storici del presente, sono incaricati di raccontare i fatti mentre accadono, e per quello che mi riguarda spero di essere stato, diciamo, all'altezza della corrente elettrica che mettete nelle vostre radio, nei vostri smartphone, per poter essere informati ogni mattino. Ripeto, è stata tosta ma anche molto bella. Ringrazio tutti voi. Ci ritroveremo per altri giri di pista, perché mica è finita qui. Io comunque ora torno bello a tempo pieno nel drive time, quindi se volete dalle 18:15 più o meno fino alle 19:45 circa ci ritroverete sempre, ci ritroveremo sempre dal lunedì al venerdì sera con Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Grazie a tutti voi, buon lavoro a Sammy e bentornato, che tornerà appunto lunedì. E adesso cominciamo la rassegna stampa, amiche e amici miei, ma non dell'avventura. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questa è la rassegna stampa. Io sono per il momento ultima volta supplente Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, venerdì 20 di giugno dell'anno del Signore 2025, ultimo giorno di primavera. Cominciamo subito, vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero.
Secondo appello, radiolibertà.net, cliccate su Sostienici e poi abbonati, ma soprattutto non dimenticate che radiolibertà.net è un bellissimo giornale online, quindi fesso chi non lo legge, perché vi perdete i Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafé di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semmi e poi Sava Sandir, videopillole, interventi e molta altra bella roba ancora. A quali coordinate incrociamo anche oggi? 340-670-9659 per le vostre zappe o WhatsApp e poi il telefono 0292947222 quando lo dirò io dopo le 9.05. Di che cosa si parla oggi? Si parla di questa guerra con Trump che non si capisce se sta bluffando oppure se davvero ci crede. Comunque ha deciso di prendersi un tempo di meditazione di 15 giorni, 2 settimane nel corso delle quali egli deciderà se attaccare l'Iran e soprattutto se colpire Fordow, questo sito appunto che un tempo era segreto e che è il cuore del programma nucleare iraniano. Questa notte c'è stato un ennesimo scambio di missili tra l'Iran e Israele. Israele ha colpito siti produttivi nella zona nord del paese. L'Iran invece ha colpito di nuovo Beersheba, stavolta ha colpito la zona dell'high tech, un missile è caduto vicino al locale quartier generale della Microsoft. Adesso poi ci sono le motivazioni della sentenza Open Arms. Sapete che Matteo Salvini è stato assolto, alla fine è stato accertato che il suo operato era corretto, l'Italia non aveva il dovere di fornire un porto sicuro per la Open Arms. C'è ancora il terzo mandato, la Lega rinuncia, ora si comincia a parlare di candidature, quindi passa la linea di Tajani, vedremo nel corso della rassegna stampa che cosa è accaduto. Il giallo di Villa Pamphili salta fuori che questo paese aveva già autorizzato qualcosa come 863.000 euro di credito d'imposta, cioè soldi nostri, al killer di Villa Pamphili, sedicente regista che avrebbe dovuto realizzare una pellicola e invece passerà agli onori della cronaca giudiziaria. La povera donna, la povera bionda che era con lui e che è stata trovata morta e poi è stata trovata morta anche la bambina, è una ragazza russa, si chiama Anastasia. E poi ancora il governo che si occupa dei balneari, ci sarà uno sconto per il loro canone d'affitto, canone di concessione. E poi Savasandir, c'è molto altro per quanto riguarda anche la questione Paragon. Sapete che è stato spiato persino lui, il re del gossip e dell'indiscrezione, Dago Spia, il che diciamo così da un lato può sembrare quasi un paradosso, dall'altro vi dimostra in che nazione viviamo. Con questo noi cominciamo subito allora dando un'occhiata alle agenzie. Ecco qui, voglio salutare tra l'altro il mio pescatore, anzi il mio pastore di magiche onde, Francesco, che ringrazio insieme a Simone per avermi accompagnato in questi 2 mesi. E allora cominciamo con le agenzie. Questa è l'ANSA, distruzione a Beersheba nel sud di Israele per un missile dall'Iran. 7 i feriti, distrutti appartamenti, veicoli, facciate di edifici, balconi crollati. Trump prende tempo, sull'Iran decide in 15 giorni si può negoziare. Oggi a Ginevra, vertice dei ministri esteri di Gran Bretagna, Francia, Germania e il titolare della diplomazia iraniana Arachki Adal. Sinner perde contro Bublik, l'azzurro fuori dagli ottavi. Il ministro Giuli rabbia per i fondi facili al cinema, al film del presunto killer, 863.000 euro. Disposti accertamenti, caso Paragon, spunta anche Roberto D'Agostino tra gli spiati. La trattativa verso l'accordo alla NATO, il 5% sarà entro il 2035, ma l'intesa generale non c'è ancora, Madrid è contraria. Sanità, 2 iniezioni l'anno per proteggere dal contagio con l'HIV, farmaco rivoluziona la prevenzione. E poi la seconda prova scritta della maturità, al classico è tornato Cicerone, al liceo scientifico Cartesio e le funzioni. Tanto Cartesio, il suo bellissimo ritratto, ha sempre quell'espressione del genere alla faccia di uno che dice eccone qua ancora un altro che è prossimo a sbagliarsi.
Andiamo a vedere adesso la BBC. La BBC naturalmente apre con la guerra, in particolare Regno Unito, Francia e Germania manderanno i loro primi ministri a tenere dei colloqui a Ginevra quest'oggi con la controparte iraniana come parte degli sforzi per fermare il conflitto con Israele. Donald Trump, come abbiamo detto, deciderà nelle prossime 2 settimane se l'America sarà coinvolta direttamente oppure no nel conflitto. Questo è quello che ha detto Caroline Leavitt, la vedete fotografata qui sulla homepage della BBC. Tra l'altro l'esercito israeliano dice di aver attaccato appunto decine di siti militari iraniani questa notte. L'Iran, come vi dicevo, ha lanciato dei missili contro Israele e poi 5 persone sono state ferite a Beersheba nell'Israele meridionale, secondo appunto il pronto soccorso israeliano. Addirittura ci sono stati incendi che sono scoppiati vicino al quartier generale della Microsoft. L'Iran non ha riferito questa mattina, non ha riferito di feriti a causa dei bombardamenti israeliani. Anche la CNN, vedete l'ultimo aggiornamento, i primi soccorritori cercano dei feriti dopo che un missile ha colpito poco lontano dal parco, dalla zona dell'high tech di Beersheba. Eccola qua. Tra l'altro il Cremlino un'ora e mezza fa ha fatto sapere discretamente che la caduta degli ayatollah sarebbe inaccettabile, perché chiaramente rappresenterebbe per la Russia la perdita del secondo alleato nel giro di 6 mesi, prima la Siria e dopo l'Iran. Andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani. Avvenire, quotidiano dei vescovi, senza più regole, il diritto internazionale sempre più violato, spesso anche da chi lo invoca, il no della legittima difesa, missili iraniani sul più grande ospedale del sud di Israele che attacca il reattore di Iraq, Trump si dà 2 settimane per valutare i raid, il Papa mettiamoci insieme per la pace, di spalla, rifugiati gli italiani aprono, su Open Arms toccava a Madrid, confini, UNHCR, cioè l'Agenzia per i rifugiati dell'ONU, il 71% è per l'accoglienza, le motivazioni dell'assoluzione di Salvini. Fotonotizie centropagina, Myanmar, compleanno in cella per la leader, San Suu Kyi, 80 anni nel buio più buio. Ascoltata pure un olandese, caso Paragon intercettato anche da Agostino, cioè da Gospia, casa a Piacenza, trovato un feto in ospedale, una culla in ogni clinica. Corriere della Sera, mitico Corrierone, raid in Iran, Trump prende tempo, 2 settimane per decidere se bombardare. Si muove l'Europa, oggi vertice con Teheran, nuovi attacchi di Israele, un missile degli Ayatollah contro l'ospedale di Beersheba, telefonata Xi Putin, subito cessate il fuoco, in alto lo vedete con la sua grinta e la sua cazzimma, il nuovo CT degli azzurri, Gattuso, il talento c'è, ora fuori l'orgoglio. Di spalla il Papa, tanti innocenti muoiono uniti per trovare una soluzione. Ancora l'inchiesta, verifiche sui cellulari, caso Paragon, anche D'Agostino tra i 7 spiati. Sentenza Open Arms, le motivazioni, Salvini, quel no allo sbarco, i giudici, non era obbligato. E poi la fotonotizia centropagina, Villa Pamfilia, Ford, questo tizio appunto, Charles Francis Kaufman, che si spacciava per Rexal Ford, sedicente regista, 863.000 euro dal Ministero dei Beni Artistici e Culturali. Giuli, sgomento e rabbia. E lei, Anastasia, la donna morta, ha ora un nome. Fatto Quotidiano, guerra Israele-Iran, attacco USA rinviato, riaperto il negoziato, Trump ricambia idea, 14 giorni per trattare. Maga contro interventisti, dubbi sulla superbomba, Ginevra, tavolo con Teheran, i volenterosi senza Meloni. Sigonella e Aviano stavolta non è difesa, le 2 basi USA fuori dal controllo dell'Italia che però non ha alcun obbligo di intervenire. Il fisico opposto, anche Mosca è contraria, il consigliere di Reagan, l'Iran non vorrebbe la bomba ma teme di non avere altra scelta. Sta a vedere che qua ora è colpa degli Israele se l'Iran vuole la bomba atomica. Il Giornale, i soldi della cultura, il Ministero finanziò il killer di Villa Pamphili, rivelazione di Open a Kaufman, 863.000 euro per un film. Primo sì nell'era Franceschini, complimenti. Fotonotizia centropagina, eccolo qua, Matteo Salvini, Open Arms, caso Salvini smontato, l'Italia
non era approdo, ne scrive l'amico Felice Manti a pagina 13. Bancomat per il cinema, tax credit, sistema colabrodo da commedia all'italiana, ne scrive Alessandro Gnocchi. Nazionale, la presentazione del nuovo CT, piano Gattuso per salvare gli azzurri. Il Tempo, grande titolo, presi per i fondelli, l'Italia non era obbligata a offrire il porto sicuro. La sentenza del Tribunale di Palermo su Open Arms che smaschera anni di bugie della sinistra. Ecco chi ci ha guadagnato davvero con i migranti. Parla anche il sottosegretario Molteni, Salvini aveva ragione, premiata la sua linea. Poi abbiamo l'orrore nel parco, il killer di Villa Pamphili, gli 863.000 euro dal ministero targato PD per un film su Roma. Ancora la prima intervista al TG1, Papa Leone lancia l'appello, una soluzione alla guerra, ma non usate le armi. La sinistra che odia gli ebrei, quel pride antisemita dopo Roma tocca a Napoli, arcigay troppo filo Israele. In fuga dal conflitto, sullo yacht verso Cipro, ecco come si scappa dalle bombe su Israele, ma il viaggio costa 5.000 euro. Daniele Ruvinetti scrive il ruolo degli USA e il rischio terrore e guerra ibrida. E poi separazione e polemiche, così truccano la giustizia, il video degli avvocati che fa infuriare i magistrati. Infine Alessandro Usai, il catenaccio della Juve a casa Trump. La mutazione genetica del PD, scrive Annalisa Chirico, sempre meno partito, sempre più centro sociale. E poi il momento più divertente della rassegna stampa, il tempo di Osho, docce per 1 milione di giovani, Monsignor Fisichella spiazza Gualtieri. C'è Fisichella che sta parlando col sindaco di Roma Gualtieri e gli dice: noi al massimo che gli potremmo fare è la lavanda dei piedi. Date una medaglia a quest'uomo. La Repubblica, Israele e Iran, la mossa di Trump. Il presidente americano, dopo la firma dei piani d'attacco, decido in 2 settimane, Khamenei accetti l'accordo sul nucleare. I Pasdaran pronti a chiudere Hormuz. Primi 7 giorni di guerra, Teheran colpisce un ospedale. Anastasia veniva dalla Siberia, il caso dei fondi al film di Ford, la vittima di Villa Pamphili, eccola qui. Orcel, così il governo ferma Unicredit. Teatro, lo sfregio della destra alla pergola, inchiesta Paragon, D'Agostino tra gli spiati e poi Umberto Galimberti, quale maturità se la scuola non educa più. La Stampa, Iran USA, media l'Europa, la Casa Bianca prende tempo sull'attacco, Putin non agite, Israele, Khamenei come Hitler. L'appello di Papa Leone XIV, missili su un ospedale israeliano, Trump rilancia i negoziati, ma Teheran chiede l'intervento di Bruxelles. Platini, i miei primi 70 anni, Leroy si confessa a Marco Tardelli, perché regalai il pallone d'oro all'avvocato. Buffon para le critiche a Gattuso, se fallisce vado via anch'io. Zaitsev, tra la guerra e Putin, il soprannome zar ora mi pesa. E poi vedete, canone scontato, il dono ai balneari, l'indennizzo del governo. Quasi che i balneari fossero una manica di privilegiati, no? Perché mica si fanno il culo, accendono mutui, pagano tasse, lavorano come le bestie mentre gli altri si divertono. No, i balneari hanno ricevuto lo sconto dal governo, quindi sono dei privilegiati e dunque anche dei fascisti, perché il fascista ci sta sempre bene. Vabbè, La Verità spunta un passato grottesco nella tragedia di Villa Pamphili. Abbiamo dato al killer di Roma 1 milione per un film mai fatto. Open rivela oltre 800.000 euro di tax credit accordati nel 2020, governo Conte bis e ministro Franceschini, a una pellicola firmata dall'americano indagato per l'omicidio di compagna e figlia, trovate morte nella capitale. Trump, la Juve, il Cannes, i trans, surreale show alla Casa Bianca. Scusate, no, lo rileggo perché pare veramente un episodio dei Monty Python. Trump, la Juve, il Cannes, i trans, surreale show alla Casa Bianca. Bellissimo, manca solo il Ministero delle Camminate Strambe. Open Arms, colpo letale alla dottrina pro ONG, le motivazioni della sentenza di assoluzione per Salvini chiudono una vicenda giudiziaria che non avrebbe dovuto aprirsi, nessun respingimento verso paesi non sicuri, non toccava all'Italia farsi carico dei migranti. I 251 anni delle Fiamme Gialle, la Guardia di Finanza ha recuperato 4 miliardi sequestrandoli a tutte le mafie. Soldi per le armi, Ursula cancella la democrazia, incredibile risposta alla Mezzola.
Parlamento europeo umiliato. E poi c'è lui, l'imbonitore del PD. La Rai ostaggio di Benigni, il giullare di regime torna col sermone su San Pietro. Infine, libero, l'ultimo delirio, oggi sciopero per l'Iran, 3 sindacati bloccano aerei, treni, bus e traghetti di venerdì con l'ambizione di fermare le guerre in Medio Oriente. L'unico effetto sarà colpire gli italiani. Soccorso UE all'Ayatollah, mentre gli amici Putin e Xi lo scaricano. Ecco, sono cose del genere che fanno ampiamente dubitare della necessità di occuparci dei sindacati, veramente, o di avere dei sindacati in questo paese o di accettare la lotta sindacale, perché se uno deve fare la lotta sindacale pure contro le guerre qua e là, ma perché non vi occupate di lavoro anziché stare a fare politica? Così, giusto per dire. Comunque andiamo avanti. La squadra negli USA assalta la Juve, non doveva visitare Trump, la linea Meloni, accordo vicino sui fondi NATO, sia al 5% flessibile. Sentenza pubblicata, Salvini assolto, nessun obbligo sugli sbarchi. Furfaro, chi non è privilegiato cosa fa in estate? Colpo basso del PD sulla figlia di Giorgia. Perché può volare sugli aerei di Stato? Fenomeno, c'ha 8 anni, che fa? Sta senza sua madre? L'intervista a Chan Rivera, l'Italia campioni, però non giocano. Gianni Rivera, che come ci ha insegnato Diego Abbatantuono, Dio mostrò il suo crappino tremendo e gli disse: Chan Rivera, prendi questo pallone e vai a insegnare il gioco del calcio. Violence! Vabbè, permettetemi questo momento di commedia all'italiana. Almeno questo non è finanziato con i fondi del governo. Quotidiano di Sicilia, i nostri amici del Quotidiano di Sicilia, PIL cambiano i governi ma non i risultati, in 21 anni la Sicilia è cresciuta di soli 9 miliardi, nello stesso periodo la Lombardia ha incrementato la sua ricchezza di quasi 119 miliardi di euro. Ancora la politica nazionale, provocazioni e veti incrociati che si intrecciano con la questione cittadinanza, i leghisti no allo scambio con lo Ius Schole, terzo mandato per i presidenti di regione, Lega e Forza Italia di nuovo ai ferri corti, il mondo visto da sud, missili su ospedale israeliano, Netanyahu in pressing su Trump, insieme possiamo rovesciare il regime iraniano. Andiamo a vedere adesso Italia Oggi, eccoci qua. Italia Oggi, dati personali ceduti con l'IVA, Luigi Vinci Guerra della Guardia di Finanza, a determinate condizioni l'imposta è dovuta da chi fornisce servizi digitali gratuiti, sul punto potrebbe intervenire anche il legislatore europeo. Ancora, l'Iran farà la guerra più costosa possibile per gli USA, ma a guadagnarci sarà Israele. E in alto Filippo Merli, la Polonia blinda 700 km di confini con la Russia, creando campi minati, fossati, siepi anticarro. Abitazione principale, detrazione al 50% per recupero del patrimonio edilizio, efficientamento energetico, interventi antisismici. L'Auditel di maggio, Rai 1 migliora, Canale 5 giù, bene Italia 1 e anche Rete 4, scrive Claudio Plazzotta, pagina 15, e adesso il diritto e rovescio implacabile dell'implacabilissimo Pierluigi Magnaschi, eccolo qui, uno statista e un uomo politico che persegue un progetto di bene collettivo e si sforza per quanto possibile di tradurlo in realtà, uno che ha una visione di lungo periodo e non ha come limite massimo le prossime elezioni. Non ce ne sono molti in circolazione, molto più numerosi oggi i politici impegnati a cavalcare le ondate emotive con l'obiettivo di trarne il maggior vantaggio possibile per sé e il proprio partito. Come bussolano i social network che monitorano in modo compulsivo. Se per esempio notano che online cresce una maggioranza di persone che teme il riarmo, cavalcheranno queste paure assolutamente indifferenti alle conseguenze future delle loro scelte. Per loro esistono solo il presente, il consenso, i voti, il potere. Tutto il resto è fuffa. La gente comune queste cose le percepisce e forse è per questo che non va più a votare. A saperlo, le 7:54 minuti, abbiamo il tempo di dare un'occhiata anche ai quotidiani locali. Eccoci qua, Brescia oggi, sale la febbre del gioco, i bresciani hanno bruciato oltre 3 miliardi in un anno, salute, Corriere del Mezzogiorno, Campania, l'avanzata del PIL, ma è allarme, lavoro povero. Corriere del Mezzogiorno Puglia, soldi e regali per gli appalti, 8 indagati, tra loro il sindaco di Gioia del Colle, Giovanni Mastrangelo di Fratelli d'Italia.
Corriere del Trentino, cattedre vuote, nuovi concorsi dopo l'allarme della CGIL, la provincia presenta il piano, Gerosa, reclutamento più veloce. Corriere del Veneto, Venezia e Mestre, le regionali, il terzo mandato è a fine corsa, nessuno scambio con Forza Italia, la Lega s'arrende, si profila il no definitivo a Zaia. Corriere della Sera, dorso di Bergamo, sgroi, casi anche a Treviglio, il chirurgo ai domiciliari per abusi, l'inchiesta s'allarga, una sedicenne lo denunciò nel 1988. Corriere della Sera, dorso di Brescia, l'abbraccio tra la città e la Germania, poeta saluterà, festa in piazza della Loggia, il coach lascia. Corriere della Sera, dorso Milano, EI e lavoro, prime sfide per Biffi. Corriere della Sera, dorso di Roma, schianto in scooter, muore a 22 anni, grave l'amico alla guida, salgono a 47 le vittime di incidenti stradali nella capitale nel 2025. Dio l'accolga e un abbraccio forte alla sua famiglia. Corriere di Torino, meno negozi, più Airbnb, cambia il mercato. Corriere dell'Alto Adige, giunta assegnata le deleghe, Corrarati, squadra forte, faremo bene, in consigli i partiti scelgono i capigruppo. Corriere di Bologna, Marelli, il governo valuta l'intervento, l'azienda ha avviato negli USA la ristrutturazione del debito, il ministro Urso evoca la Golden Power. Corriere Fiorentino, la Toscana, Pergola, l'incubo del declassamento, strada sbarrata, si dimettono 3 commissari al ministero, Massini, sono schifato. Corriere della Romagna, Rimini e San Marino, taglia indennizi e canoni, i bagnini, così è assurdo, remunerazioni ridotte, Confartigianato, va riconosciuto il valore d'impresa. La Gazzetta di Modena, spariti 400.000 euro dalla cassa, si indaga su un dipendente di Amo. Giornale di Brescia, bresciani nel mondo, ogni anno in 3.000 se ne vanno all'estero. Il Cittadino, quotidiano dell'Odigiano e Sud Milano, Zelo Buonpersico, i ladri irrompono in cascina, rubano 20 fucili da caccia. Il Giornale Milano, il nuovo presidente di Assolombarda, in ritardo sull'intelligenza artificiale, a Milano un centro sperimentale. Il Piccolo di Trieste, Porto, rimosso, Torbianelli. Il Piccolo di Alessandria, caso Solvay, salta l'udienza, si torna in aula tra 9 mesi. Secolo XIX, il mio piano per l'economia, parla la neosindachessa Salis, non sono la signora del no, punterò sullo sviluppo, ecco i progetti per Genova. La Gazzetta del Giorno, Ilva al fotofinish, Urso, fate presto, ma sono tante le incognite. Vertice allargato il 25 giugno, i timori dei sindacati. La nuova di Venezia e Mestre, i regali di Bezos a Venezia. La prealpina, spacciatori al cimitero, Gallarate, lettera denuncia di un gruppo di residenti, il sopralluogo. La provincia di Como precipita durante l'escursione, Comasco muore in Grignetta. La provincia di Cremona, droga del palloncino, l'allarme s'allarga. La provincia di Lecco muore salendo in Grignetta, la caduta nel canalone. La provincia di Sondrio, ex panettiere trovato morto, convivente indagata, omicidio. E poi abbiamo la Repubblica Palermo, biglietti omaggio, auto gratis, si allarga l'inchiesta su Galvagno, non solo incarichi per i collaboratori, la procura contesta al presidente dell'Ars altre utilità, indagati i 2 imprenditori che hanno ricevuto il contributo, la difesa niente da temere. Adesso noi, che ora si è fatta, le 7:57, abbiamo ancora un po' di tempo, vi ricordo che potete già mandarci le vostre zap al 340 670 9659 e andiamo subito a vedere il tema delle basi agli americani, perché chiaramente questo significa coinvolgere questo paese, vistasi la sua posizione strategica. E che cosa succede? Ecco qua, lo scrive il Corriere della Sera, da Napoli ad Aviano il patto degli anni 50 che disciplina i presidi possono essere utilizzati solo con la nostra autorizzazione. L'Italia è in guerra con l'Iran? Non lo pensiamo sicuramente. Le scelte sulle basi americane, Crosetto da Washington, nessuna richiesta per usarle. Difesa l'incontro del ministro con i parlamentari, forfè di 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra. Cosa dice Crosetto a diritto e rovescio di Paolo Del Debbio su Rete 4? Sicuramente l'Italia non pensa di entrare in guerra con l'Iran. E ancora, non penso che ci saranno mai soldati o aerei italiani che potranno bombardare l'Iran, questo mi pare evidente e chiaro. Non solo perché è costituzionalmente impossibile, ma non c'è neanche la volontà. Però in Italia ci sono molte basi aeree americane, ha eccepito il conduttore Del Debbio, disciplinate da un accordonato dei primi anni 50. Molto antico, ha chiosato il ministro.
E l'intesa, ha chiarito Crosetto, prevede che gli USA possono utilizzarle soltanto spiegando per cosa le vogliono utilizzare e soltanto dopo l'autorizzazione del governo italiano. Comunque, ha concluso, non è stata ancora chiesta, non è stata mai chiesta questa autorizzazione. Un'indiretta conferma da Taormina l'ha data anche il ministro degli esteri, Antonio Tajani. In questa fase non abbiamo notizie di basi militari USA coinvolte, basi militari USA in Italia coinvolte. Non sappiamo cosa vorranno fare gli Stati Uniti. Giornata lunga quella di ieri per il ministro Crosetto, cominciata a Palazzo Baracchini con un incontro durato 1 ora e mezza con i membri della delegazione italiana dell'Assemblea parlamentare della NATO, guidati dall'ex DC Lorenzo Cesa, oggi segretario dell'Unione di Centro. Nessun pranzo, ci sono state giusto 2 tartine alla fine in una saletta riservata al circolo ufficiali, secondo il racconto di uno dei partecipanti, il deputato Matteo Richetti, capogruppo di Azione, Popolari Europei Riformatori e Renew Europe. Un incontro per mettere a fuoco alcuni punti prima del vertice NATO della prossima settimana, 24-25 giugno, all'Aia. È appena il caso di ricordare che nel 1973, per esempio, quando scoppiò la guerra del Kippur, Aldo Moro non diede l'autorizzazione agli americani a servirsi delle basi italiane per l'operazione Nickel Grass, che servì a far arrivare qualunque cosa potesse volare nella volontà di Nixon in Israele per portare pezzi di aerei, ricambi e tutto il resto. Quindi pensate, anche a questo l'Italia si potrebbe anche tirare indietro in questo senso. Va bene, le 8:01, noi ci fermiamo per una breve pausa, ci sentiamo un bel pezzo, gli Smash Mouth All Star del 1999. Sì, perché siamo tutti delle stelle. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media man begs to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it, and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. All that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. Go for the moon. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars. Somebody once asked, could I spare some change for gas? I need to get myself away from this place. I said, yeah, what a concept. I could use a little fuel myself, and we could all use a little change. Well, the years start coming and they don't stop coming. Back to the rules and I'll hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart, but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey
Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid, and all that glitters gold. Only shooting stars break the mold. And all that glitters gold. Only shooting stars break the mold. E rieccoci alle 8:05 sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per la rassegna stampa. Dunque, la BBC insomma ha pubblicato già le prime immagini degli incendi a Beersheba per quanto riguarda l'attacco iraniano di questa notte e pubblica anche un interessante intervento della collega Lise Doucet che riferisce da Ginevra e dice sostanzialmente che i ministri europei ci si aspetta che i ministri europei spingano l'Iran a tornare al tavolo dei negoziati. Prima di questo conflitto gli Stati Uniti stanno perseguendo i loro colloqui bilaterali con l'Iran per un nuovo accordo nucleare, mettendo da parte l'Europa che invece aveva giocato un ruolo vitale nell'accordo del 2015 che il presidente Trump aveva poi messo da parte nel suo primo mandato. Ecco, io vi volevo leggere una cosa, mentre tra l'altro riferisce la CNN invece che questa notte le forze armate di Israele hanno colpito nell'ordine luoghi di produzione dei missili nell'area di Teheran e in particolare sono stati utilizzati più di 60 cacciabombardieri con la stella di Davide. Ecco, vi volevo leggere una cosa e ve la lascio come riflessione. Questo è il libro Ordine Mondiale di Henry Kissinger del 2015, un libro che io ho citato spesso in questi giorni a proposito dell'Iran. Ecco, qua siamo nella parte in cui parla dell'accordo del nucleare. Ripeto, l'anno è il 2015, 10 anni fa. State a sentire che cosa dice Kissinger, che aveva allora 92 anni. Vorrei averlo io un cervello così, se ci arrivo a 92 anni. 3 ostacoli devono essere superati per acquisire la disponibilità di armi nucleari schierabili: la realizzazione di sistemi di lancio, la produzione di materiale fissile e la costruzione di testate. Per quanto riguarda i sistemi di lancio, esiste un mercato sostanzialmente aperto in Francia, Russia e dentro certi limiti Cina. Basta avere le risorse finanziarie. L'Iran ha già acquisito, ripeto, anno 2015, ha già acquisito il nucleo di un sistema di lancio e può migliorarlo a sua discrezione. La tecnica di costruzione delle testate non è argomento esoterico o di difficile accesso, la loro produzione è relativamente facile da nascondere. Il modo migliore, forse l'unico, per impedire l'acquisizione di un potenziale nucleare è ostacolare lo sviluppo di un processo di arricchimento dell'uranio. La componente indispensabile per tale processo è il dispositivo delle centrifughe, le macchine che appunto producono l'uranio arricchito. Anche l'arricchimento del plutonio va impedito e rientra nell'ambito del negoziato. Ancora, già che ci siamo, ciò a cui si è assistito, e questo è quello che io temo, che si verifichi ancora quello che Kissinger scriveva 10 anni fa a proposito dei negoziati. Ciò a cui si è assistito sui negoziati è in realtà un costante avanzamento delle capacità nucleari iraniane, verificatosi mentre la posizione occidentale veniva progressivamente ammorbidita. Quando l'Iran ha ignorato le risoluzioni dell'ONU e costruito le centrifughe, l'Occidente ha avanzato proposte di crescente permissività, dall'insistenza perché l'Iran ponesse termine all'arricchimento dell'uranio in modo permanente, 2004, alla concessione che l'Iran potesse continuare il processo purché limitato alla produzione di uranio a bassi livelli di arricchimento inferiore al 20%, 2005, alla proposta che l'Iran inviasse all'estero la maggior parte del suo uranio a basso arricchimento in modo che Francia e Russia potessero convertirlo in barre di combustibile con uranio arricchito al 20%, 2009, fino alla proposta di consentire all'Iran di conservare una quantità del suo uranio arricchito al 20%, sufficiente a far funzionare un reattore di ricerca, quello di Arak che è stato bombardato ieri, ve lo dico io, purché sospendesse le operazioni nel suo impianto di centrifughe a Fordow,
in grado di produrne di più. 2013, Fordow, non so se, che è al centro dei piani operativi di Trump. Fordow in origine era un sito segreto, una volta scoperto divenne oggetto delle richieste occidentali di sua totale chiusura. Ora le proposte occidentali sono, anno 2015, vi ripeto, che l'attività del sito venga sospesa con garanzie che rendano difficile una sua ripresa. Ora invece stiamo discutendo chiaramente che cosa? La sua distruzione più totale. Per cui vedete un po' voi che cosa può succedere. Infine un'ultima cosa per quelli che dicono perché l'Iran non può avere la bomba atomica. Sempre Kissinger, 10 anni fa, sia che l'Iran costruisse e sperimentasse un'arma nucleare a breve termine, sia che semplicemente mantenesse la capacità di farlo nell'arco di qualche mese dal momento di una decisione in questo senso, le implicazioni per l'ordine regionale e globale non sarebbero molto diverse. Anche se dovesse fermarsi a una disponibilità virtuale di armi nucleari, l'Iran sarebbe visto come un soggetto che ha raggiunto tale livello a dispetto delle più ampie sanzioni internazionali mai imposte a un qualsiasi paese. Le tentazioni dei suoi rivali geostrategici come Turchia, Egitto e Arabia Saudita di sviluppare o acquistare un proprio programma nucleare per ristabilire l'equilibrio diventerebbero irresistibili. Aprite bene le orecchie, anno 2015, sentite cosa dice adesso Kissinger. Il rischio di un attacco preventivo israeliano aumenterebbe in misura significativa. Che è successo 10 anni dopo? Quanto all'Iran, avendo resistito alle sanzioni nel processo di sviluppo di un arsenale nucleare, guadagnerebbe prestigio, ulteriore potere di intimidazione e un'accresciuta capacità di agire con armi convenzionali o forme non nucleari di guerra non convenzionale. Ditemi voi qual è la soluzione a questo se non l'abbattimento del regime degli Ayatollah. Tutto qui. Lo lascio come vostra riflessione, poi ognuno tragga le sue conclusioni. Le vostre zappe, ciao Marco, buongiorno a te Marco, grazie a te Antonino, il bello è non essere sempre d'accordo ma potercelo dire con rispetto. Certamente la polemica è sempre sulle idee e mai sulle persone. Sono anche contento di averti fatto ridere per la novena a Silvio per la mancanza di patate in Russia. Ma Silvio le avrebbe trovate, Marco. Poi Pina da Saronno, buongiorno a te. Il livello morale di Furfaro si è confermato con le affermazioni sulla figlia della Meloni. Stessa attenzione che non è stata riservata alla figlia di Mattarella che affianca il presidente in tutte le sue apparizioni pubbliche. La differenza con il PD alla Furfaro è che i liberali veri non si abbassano a questi livelli. Saluti. Marco da Milano, la Lega non si arrende, piuttosto non cede al ricatto dello Ius Scholae. Buongiorno, approfitto di questo ultimo giorno di Antonino per dire la mia. Gli italiani sono strani. 1. Numero chiuso per la facoltà di medicina. Adesso si stanno accorgendo che non abbiamo medici italiani. 2. Un tempo se eri una ragazza fidanzata e cercavi lavoro ti scartavano, casomai poi se ti sposavi e facevi figli. Adesso si lamentano che non si fanno figli e aspettiamo quelli degli altri popoli. 3. Se riesci a comprare una seconda casa ti massacrano per luce, gas, tutto maggiorato, anche se la usi solo per qualche mese. E la Salis te la occupa, cara Pina. Invece di essere contenti e fare in modo che vengano comprate molte seconde case. Siamo proprio un grande popolo. Grazie da Pina Monza e Brianza. Walter, ciao Antonino, dalle notizie che hai letto dai giornali locali risulta chiara la situazione. Meglio chiedere a Musk se mi manda su Marte, politici disonesti, violenze, omicidi, Walter. Ma Walter, c'è anche la speranza, dai, non è tutto male, non è tutto la fine. Va bene, adesso noi andiamo avanti con la rassegna stampa, chiudiamo la pagina sull'Iran e sulle basi, passando invece a occuparci della questione Open Arms, perché Open Arms sono state, vi dicevo, pubblicate le motivazioni della sentenza di assoluzione per Matteo Salvini. Eccoci qua, siamo a pagina 13 del Giornale, c'è l'amico Felice Manti, i giudici smontano il caso Salvini, l'Italia non doveva fornire un approdo. Le motivazioni dell'assoluzione dell'allora ministro dell'Interno dall'accusa sulla Open Arms: era tenuta la Spagna a tutelare i diritti delle persone a bordo, ma guarda un po'. Chiudere i porti e difendere i confini dell'Italia non è reato, portare qui i migranti neanche, ma sarebbe stato più giusto per i richiedenti asilo farli sbarcare a Malta o al massimo in Spagna,
anziché bighellonare in giro per il Mediterraneo pur di forzare le politiche antimigratorie del primo governo di Giuseppe Conte, quello dei decreti sicurezza anti-ONG, il premier che per primo si è messo a spiare Luca Casarini e mezzo equipaggio di Mediterranea grazie ai servizi e che oggi se ne vergogna. È una sentenza a mettere KO l'opposizione alle ONG pro-migranti come Open Arms, che aveva convinto il PM di Palermo a portare alla sbarra l'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini per un reato spregevole come il sequestro di persona e che ora medita di fare appello, anche se la procura che si lecca le ferite ha più di un dubbio. Al di là dei soldi buttati e dei 6 anni sulla graticola, il leader leghista si gode una vittoria che non cancella l'amarezza di un processo, risultato dell'odio politico della sinistra contro di me. Intorno a mezzogiorno di ieri iniziano a circolare le 272 pagine delle motivazioni della sentenza con cui i giudici del Tribunale di Palermo il 20 dicembre scorso hanno assolto Salvini per non aver subito fatto sbarcare i 147 migranti soccorsi nel canale di Sicilia. Secondo la Corte guidata da Roberto Murgia, l'Italia non era obbligata a concedere il place of safety o POS, porto sicuro, né ad accogliere la nave Open Arms, né di coordinare nessuno dei 3 eventi Safe and Rescue dell'1, 2 e 9 agosto del 19, avvenuti in zone SAR non italiane, visto che la nave dell'ONG spagnola navigava in acque internazionali a oltre 50 miglia dalle coste italiane e quindi sarebbe potuta tranquillamente andare in Spagna o a Malta. L'Italia ci ha messo troppo? I tempi trascorsi in attesa del POS potevano legittimamente spiegarsi, anche tenuto conto dei considerevoli tempi ordinari di sbarco impiegati in altre operazioni di salvataggio concluse in Italia anche in epoca diversa dalla reggenza Salvini del Ministero dell'Interno, con l'esigenza di provvedere prima alla distribuzione dei migranti fra gli Stati europei, aggiungono i giudici. E comunque la concessione del POS non era un obbligo giuridico dell'Italia. Dunque non c'erano i presupposti per i reati ipotizzati dalla Procura. Era invece il governo di Madrid, sotto la cui bandiera la ONG solcava il mare, l'unica tenuta a tutelare i diritti delle persone a bordo e dunque, secondo il ragionamento dei giudici, l'unico paese obbligato a fornire l'approdo in un POS. Il Tribunale di Palermo scagiona la Open Arms, sostenendo che è giusta la decisione della nave di soccorrere i migranti nella missione 65, salvando donne, uomini e bambini che si trovavano in alto mare, a bordo di imbarcazioni precarie e in imminente pericolo di vita, e così adempiendo agli obblighi operando all'interno del perimetro normativo delle convenzioni internazionali. Chiudere i porti italiani non significava rimandare la nave in Libia, paese in cui sussisteva un ragionevole rischio di subire un pregiudizio alla propria vita, libertà, ovvero all'integrità psicofisica, ma confidare che soprattutto Spagna e Malta, che ha accusato l'ONG di bighellonare intorno all'Italia, avrebbero dato diritto d'asilo senza violare i propri diritti fondamentali internazionalmente riconosciuti. Detto questo, sull'argomento interviene anche l'attuale sottosegretario agli interni Nicola Molteni, eccoci qua a pagina 3 del Tempo, e il quale giustamente dice: questa è una sentenza importante non solo perché dice che il comportamento di Salvini è stato corretto e non ci sono reati, ma soprattutto perché conferma che la linea del governo sull'immigrazione era quella giusta. Grazie a Salvini, d'altronde, si sono ridotti al 90% gli sbarchi, sono aumentati i rimpatri e diminuite le morti in mare. Parliamo di modello vincente. Perché non toccava all'Italia dare il POS? L'Open Arms è una nave che batte bandiera spagnola, quindi la responsabilità era spagnola, non ci sono molti dubbi. Salvini intanto ha dovuto subire un lungo calvario giudiziario, chi lo risarcirà? Lo hanno già risarcito i cittadini, dimostrandogli stima e affetto. Salvini è stato il leader che ha messo il proprio corpo a difesa della sicurezza dell'Italia. Stiamo parlando quindi di un processo politico voluto dalla sinistra per abbattere l'avversario scomodo. Detto ciò, il successo di Matteo è indiscutibile, è stato il miglior ministro degli ultimi decenni, a dirlo sono i numeri. Adesso i progressisti non dovrebbero chiedere scusa per una polemica basata sul nulla. La grande responsabilità della sinistra è aver avuto un approccio ideologico sull'immigrazione. Questa sentenza è l'ennesima dimostrazione di come la strada intrapresa dalla Lega sia quella giusta. Si è rivelata al contrario fallimentare il modello delle porte aperte, concepito su un'accoglienza illimitata e senza regole. Si può parlare di processo politico?
La sentenza del Tribunale di Palermo è chiarissima, parliamo di una nave che batte bandiera spagnola, che era in acque internazionali e che dunque non doveva sbarcare in Italia. Bisogna ricordare poi che Open Arms si rifiutò per ben 2 volte di approdare sulle coste iberiche, così come a Malta. È chiaro quindi come l'intento allora era uno soltanto, arrivare sulle nostre coste per sfidare Salvini. Peccato che per un processo politico siano stati spesi i soldi degli italiani. Adesso è giusto che il vice premier torni al Viminale dove si è distinto. Salvini è stato il ministro dell'interno più amato dagli italiani. Sono certo che prima o poi tornerà al Viminale se lo merita e lo vogliono gli italiani. Adesso c'è un ottimo ministro che sta lavorando bene. Qualsiasi decisione quindi sarà presa dallo stesso Piantedosi insieme a Meloni e Salvini, con cui l'attuale ministro ha un ottimo rapporto personale, politico, umano. Tutta questa vicenda dimostra che è sempre più necessaria la riforma della giustizia voluta dal ministro Nordio? Chi manda a processo Salvini è soltanto la politica, ovvero i 5 Stelle e il Partito Democratico. La Lega ha sempre avuto rispetto per l'operato dei giudici. La riforma della giustizia è importante per avere un sistema più efficiente, rapido, con certezza della pena, ma non sarà contro la magistratura. Detto ciò, riconosco l'autonomia e indipendenza della magistratura, ma deve essere riconosciuta l'autonomia e l'indipendenza della politica, soprattutto in materia migratoria. Tocca alla politica determinare gli indirizzi in materia di contrasto all'immigrazione illegale e alla difesa dei confini, non ad altri. Ritiene che la politica della Lega sia stata davvero così efficace? Le politiche di Salvini sono state straordinarie e innovative. Hanno fatto scuola anche a livello europeo. Sono orgoglioso dei decreti sicurezza di Salvini, un modello nel contrasto all'immigrazione illegale con una diminuzione di sbarchi senza precedenti. Con la Lega al governo gli sbarchi calano e i rimpatri aumentano. Salvini ha difeso l'Italia e la sicurezza del paese. Oggi c'è anche una sentenza a ribadirlo. Adesso noi però, mentre queste sono le valutazioni che vengono fatte in Casa Lega, pensate a pagina 10 di Avvenire, la notizia sul, come si dice, sul caso Open Arms, ecco, anzi a pagina 8, la notizia di Open Arms la vedete qui a pagina 9, a pagina 8 aiuta i rifugiati in Italia il 71% di sì, allarme per il taglio ai fondi umanitari. Questo è un sondaggio Ipsos reso noto dall'Agenzia ONU per i rifugiati. E qual è insomma la cosa? È un paese, l'Italia, dove il 71% della popolazione continua ad appoggiare il principio che va offerta ospitalità a chi ne ha bisogno, attesta la rilevazione internazionale. Un dato superiore alla media delle 29 nazioni passate al vaglio nella ricerca, dove 2/3 dell'opinione pubblica, pari al 67%, chiede scelte nel segno dell'accoglienza. Non solo, il 67% degli italiani ritiene che i paesi dell'Occidente siano chiamati a supportare anche finanziariamente i rifugiati, sia quelli che vivono all'interno dei propri confini, sia quelli in altre nazioni. È la risposta solidale dal basso alle sperequazioni che dividono nord e sud del mondo. Infatti, su 112 milioni di persone costrette a lasciare le proprie terre per guerre, violenze, violazioni di diritti o povertà, il 73% si trova in stati a basso o medio reddito, mentre il 67% rimane in paesi limitrofi al proprio. Le persone forzatamente sfollate sono 2 milioni in più dell'anno scorso e 47 milioni solo in Africa, spiega Chiara Cardoletti, rappresentante dell'Agenzia ONU per i rifugiati per Italia, Santa Sede e San Marino. Eppure, mentre le necessità crescono, le risorse a disposizione diminuiscono. I fondi umanitari vengono ridotti in modo drammatico e anche arbitrario, come mai visto prima. Programmi essenziali sono sospesi, famiglie intere restano senza cibo, acqua, assistenza. È una frattura economica, ma soprattutto morale, il segno di un mondo che si ripiega su se stesso, dove il calcolo politico prevale sulla dignità e dove ci si abitua alla sofferenza degli altri pur che resti lontana. Ma la professoressa Anna Bono, che è un'africanista ed è stata più volte ospite a Zoom, su questo tema ha molto da dire, non fosse altro che non si capisce per quale motivo si debbano continuare a mantenere prosperi regimi corrotti in Africa, corrotti e dittatoriali, i quali peraltro sfruttano la leva dell'immigrazione anche come strumento di pressione politica. Io questo non riesco a capirlo, sarà uno dei miei limiti, che volete che vi dica.
Allora, andiamo adesso a vedere la questione Paragon su Repubblica. Ce ne andiamo a pagina 22. Sapete questa storia, insomma, di telefonini infettati con questo spyware, questo programma che serve per spiare quello che c'è nei cellulari. Matteo Renzi parla di Watergate italiano, il Partito Democratico chiama in aula la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il sottosegretario Mantovano perché devono dirci chi è stato a intercettare i giornalisti. L'inchiesta delle procure di Roma e Napoli fa fare un altro salto di qualità all'affair Paragon. Anche il fondatore di Dagospia, Roberto D'Agostino, è stato spiato con un software illegale. È stato lui a denunciare nelle scorse settimane di aver ricevuto un messaggio di alert da Apple su un'intrusione illegittima. E ora toccherà alla postale verificare di che natura sia. Oltre a D'Agostino, l'allarme è arrivato anche per i giornalisti di Fanpage Francesco Cancellato e Ciro Pellegrino. Gli attivisti di Mediterranea, Saving Human, Luca Casarini, Beppe Caccia e Don Mattia Ferrari, oltre a Eva Vlardingerbrecht, giovane olandese paladina dell'ultradestra. Le procure ieri hanno disposto gli accertamenti tecnici irripetibili in un'indagine al momento contro ignoti per accesso abusivo al sistema informatico e cognizioni, interruzioni, impedimento illeciti di comunicazione o conversazioni telegrafiche o telefoniche. Non è detto però che si tratti di Paragon per tutti i denuncianti. La certezza, arrivata grazie all'analisi del team canadese del The Citizen Lab, c'è soltanto per Casarini e Caccia, ipotesi peraltro confermata dai servizi, che nell'ambito di un'indagine sull'immigrazione clandestina hanno ammesso di averli messi sotto controllo col software israeliano. E per i due giornalisti di Fanpage, Cancellato e Pellegrino. Nel caso di D'Agostino, invece, non è escluso che si possa parlare di altri tipi di software spia ugualmente invasivi, ma diversi rispetto a quello israeliano. L'accertamento della postale, che nelle scorse settimane ha effettuato una serie di interrogatori e acquisizioni, servirà proprio a quello, capire quali captatori sono stati utilizzati in modo da arrivare a chi ha infettato i cellulari. Vedremo che cosa succederà. Adesso noi procediamo oltre, vi dicevo del terzo mandato, andiamo a pagina 15 del Corriere della Sera. Corriere della Sera, eccolo qua, ahimè, sembra proprio che sia passata la linea Tajani, ladies and gentlemen. Pagina 15, ne scrive il collega Marco Cremonesi, il tramonto del terzo mandato, rammarico leghista, ora i candidati. Il messaggio agli azzurri, nessuno scambio con la cittadinanza facile. Stop anche da Fratelli d'Italia. La parola chiave di giornata è discorso chiuso. La discussione sul terzo mandato per i governatori sarebbe finita. Lo dicono tutti all'incirca, ma in questa partita nulla è mai come appare. Il primo a comparire nelle agenzie è il capo dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri. Non siamo favorevoli al terzo mandato perché riteniamo che cariche così ricche di potere debbano avere un certo limite. E comunque ci sono punti che non sono nel programma del centrodestra e il terzo mandato è uno di questi. Fermo restando che ci confrontiamo quotidianamente. A stretto giro interviene il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, che sul terzo mandato rilancia la palla in campo azzurro. Forza Italia esprime preoccupazione e si riserva di verificare. Ma se gli azzurri avevano riparlato dello Ius Scholae e della cittadinanza come di una delle possibilità per non far apparire l'esito della discussione come un piatto di lenticchie, è proprio a loro che Bignami stampa 3 no di fila. Non lo condividiamo, non fa parte del programma, non riteniamo che possa andare avanti visto il forte consenso degli italiani all'attuale legge sulla cittadinanza. A quel punto il capo dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, prima annota che il programma di governo prevede anche di favorire l'inclusione dei migranti regolari, a differenza del terzo mandato, che invece non è parte del programma. Poi sancisce, per Forza Italia oggi si mette fine alla discussione sul tema. Ma la dichiarazione più roboante, soprattutto in Veneto, è quella di Stefano Locatelli, responsabile enti locali della Lega. Prendiamo atto con grande rammarico che Forza Italia non intende ragionare sul terzo mandato e di certo sono irricevibili scambi con la cittadinanza facile o lo Ius Scholae. Poi il passaggio che in Veneto ha uncinato molti nervi.
A questo punto auspichiamo che il centrodestra scelga al più presto i candidati migliori. Tuoni e fulmini. La frase in Veneto viene letta come l'ufficializzazione del disimpegno leghista nei confronti di Zaia. Senza una lista col nome del governatore, che i Fratelli d'Italia non vogliono, sarebbe la fine della Lega in Veneto. Persino se il candidato fosse comunque leghista, i nostri consiglieri sarebbero 6 o giù di lì, e il presidente ostaggio della maggioranza e del partito che ne sarà comunque l'azionista di riferimento. In realtà i leghisti critici dubitano molto che senza Zaia Giorgia Meloni sia disposta a perdersi l'occasione storica di un governatore al nord, attendendo fino al 2028 la Lombardia. E così per giunta ci perdiamo a cascata Fedriga e Fugatti. Tra i salviniani non ci si capacita e ci si stupisce dello stupore. Che cosa avremmo dovuto fare? Le dichiarazioni di oggi sono state molto chiare, però non è mai apparso un emendamento leghista al DDL sui consiglieri regionali che è considerato l'ultima spiaggia e scade martedì in Senato, perché senza un accordo non abbiamo nessuna voglia di farcelo bocciare come è già successo 4 volte di fila. E così il terzo mandato sarà anche discorso chiuso, ma si attende comunque il Consiglio dei Ministri di oggi. Meloni, Salvini, Tajani saranno tutti e 3 presenti e da un confronto diretto a margine della riunione di governo non è detto che la partita non possa riaprirsi. Le 8:30, meteo, pausa, pubblicità e poi torniamo con un altro gran bel pezzo a chiudere la nostra colonna sonora, The Shapeshifters, Lola's Theme del 2002, a tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Torna a dominare la scena sulla nostra penisola l'anticiclone africano con il bel tempo che sarà protagonista un po' ovunque. Nella prima parte della giornata tutto sole con cieli in genere sereni o poco nuvolosi, da segnalare solo qualche isolato ed innocuo addensamento sul Triveneto. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni se non per dei rovesci che potrebbero interessare l'arco alpino e la dorsale appenninica, specie meridionale. Temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Care amiche e cari amici di Radio Libertà, buongiorno da Alberto Acerbis. Dopo la chiacchierata che abbiamo fatto, che stiamo facendo parlando dell'olio extravergine di oliva, mi fa piacere che molti ci chiamano. Mi dimentico di dirvelo. Se qualcuno volesse delle informazioni più dettagliate, può chiamare 030 68 40 408, chiede di me, di Alberto Acerbis, e mi chiede tutto quello che vuole sapere sul nostro olio extravergine di oliva. Tante cose ve l'ho già dette io, ma c'è poco da dire. È olio italiano, estratto a freddo da olive italiane. Se volete le analisi chimico-fisiche per una eventuale dieta che vi chiede il medico, per una vostra cosa, chiedetele, noi ve le mandiamo chiaramente, però quella è una richiesta importante e noi lo facciamo volentieri. E mi chiamate a volte e mi dite: Alberto, ne è ancora di olio? Sì, siamo un po' verso la fine. Noi siamo presenti sul mercato da tanti anni. Prenotate le 6 bottiglie, 3 del fresco di Frantoio, 3 del primo novello etichetta nera. Il fresco di Frantoio ottimo a crudo in cottura. Il primo novello etichetta nera è quello della domenica, vi ricordate? Compravi il vestitino bello, quello lo metti su, lo porti alla domenica. Diciamo noi a Brescia quello del dè della ur, cioè c'è una scarpa per tutti i giorni e una scarpa per la domenica. Il primo novello etichetta nera è un po' l'olio della domenica, quello del bruschettone, insomma, quello della compagnia, quello che fa sorridere, quello che fa riscoprire i sapori di un tempo, e per me ce n'è tanto bisogno, ce n'è tanto bisogno. Insomma, 84 euro, 6 bottiglie, trasporto non lo pagate, sull'uscio di casa, per ordinare, perché io poi guardate che ambasciatore non porta pena. 030 68 44 08 è Brescia, oppure il nostro sito olioacerbis.com, perché come diceva il nonno, l'olio bu è sempre regalo, e così sia.
giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Looking back, I know I was walking around in disguise. It's a fact, I was just a lost soul, I needed a guide. And the moment that you came to change my life, put me back together again. You frightened my heart and made me smile. You and I know that I'm a different person, yeah. Turn my world around. I'm a different person, yeah. Turn my world around. I'm a different person, yeah. Turn my world around, world around. Things I had, all fading away by the minute, and I feel alive. You untwisted all of my trouble. My heart not from the ground. And you and I know that I'm a different person, yeah. Turn my world around. I'm a different person, yeah. Turn my world around. Oh yeah, yeah. I'm a different person, yeah. Turn my world around. Turn my world around. I'm a different person, yeah. Turn my world around, world around. Oh yeah, yeah. Ooh, you frightened my heart and made me smile. And you and I know that. Turn my world around. Oh yeah, yeah. I'm a different person, yeah. Turn my world around. Turn my world around. I'm a different person, yeah. Turn my world around. I'm a different person, yeah. Turn my world around, world around. Oh, e rieccoci alle 8:38 minuti e 40 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, sempre per questa rassegna stampa, signore e signori, l'ultima rassegna stampa supplente, perché vi ripeto, lunedì tornerà il nostro Semivarin. Or dunque, bella gente, avete mandato dei messaggi e io immantinenti li vado a leggere, vediamo se ce la faccio. Sì, allora eccoci qua.
Luca da Brescia, ciao grande Antonino, dopo le dichiarazioni sulla possibilità dell'Italia di entrare in guerra contro l'Iran, ipotesi negata trincerandosi dietro la Costituzione, ecco, basterebbe ricordare che contro la Costituzione ci si è mossi già altre volte. Scesero in guerra a fianco dei musulmani albanesi e invasori in Kosovo, appoggiarono la guerra del Golfo 1 e 2, appoggiano i nazi ucraini che per decenni hanno massacrato i popoli russofoni che chiedevano l'indipendenza. Te l'hanno scritta a Mosca questa cosa? Tutte attività che sono palesemente in contrasto con la Costituzione citata a cazzo più volte. Quindi non mi stupirei che domani mattina ci svegliassimo con i politicanti scappati e noi in guerra. Un abbraccio, Luca da Brescia. Perdonami Luca, quella che abbiamo appoggiato la guerra nel Golfo 1 e 2 non si può sentire davvero. Sì, la 2 è stata un vergognoso errore dell'amministrazione Bush. Io mi ricordo Colin Powell con la storia dei laboratori mobili, eccetera, eccetera. Lì l'America ci ha perso la faccia. Su questo stai tranquillo che siamo ampiamente d'accordo. La guerra del Golfo numero 1 è stata, credo, la risposta intanto all'invasione che fu fatta del Kuwait, ma anche e soprattutto la questione che muove questo Occidente, il petrolio. Il petrolio, spiace dirlo, ma il punto è questo. Quella fu una guerra per liberare certamente l'Iraq dall'invasione di Saddam, che considerava il Kuwait l'ultima provincia del suo paese e si meravigliava del fatto che non appartenesse all'Iraq, e la coalizione internazionale con i russi dentro andò anche a combattere contro questo galantuomo. Poi ancora, vediamo un po' chi altro ci scrive. Grazie Antonino per il tuo sforzo nella rassegna stampa, Maurizio. Grazie a te per il tuo tempo, Maurizio. Buongiorno, finita la scuola, una bambina che sta pochissimo tempo con la mamma perché molto impegnata al lavoro ha l'opportunità di poter passare del tempo con lei durante un viaggio. Anche questa cosa innocente riesce a creare fastidi e polemiche e poi fingono di non vedere i veri scandali. Loredana, è pienamente d'accordo con te, Loredana, che cosa gli vuoi dire? Però qui il problema è una bambina, appunto, è la piccola Ginevra che come tale è una privilegiata, e la privilegiata, ahimè, come tale va condannata, perché i figli degli operai invece non vanno in viaggio per il mondo, cosa che non c'entra assolutamente un bel nulla con quello di cui noi stiamo discutendo, ma magari io mi sbaglio, perché sapete, io mi sbaglio spesso, poi non sono una persona molto istruita e quindi non riesco a capire le cose. Perché lo sapete, qui, diciamo, qui dal lato conservatore siamo tutti degli ignoranti, oltre che fascisti, ve lo volevo ricordare. Quindi una manica di analfabeti, trogloditi, ci esprimiamo a rutti e siamo fascisti. Vabbè, contenti loro, contenti tutti. La stampa, appunto, apre con questo bel titolo dedicato ai balneari. L'ultimo regalo ai balneari. Nel decreto sugli indennizi arriva il taglio del canone. Ridotti gli affitti dei provvedimenti del Ministero del Tesoro e dei Trasporti, risarcimenti agli imprenditori che perdono le concessioni dopo il 2027. Il decreto salva infrazioni approvato dal Parlamento a novembre scorso ha previsto un'ultima proroga delle concessioni balneari fino a settembre del 27. Poi scatteranno le gare. Sempre quel provvedimento aveva rimandato a un decreto attuativo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti le norme per calcolare gli indennizi per i concessionari uscenti che perderanno gli stabilimenti. Con qualche mese di ritardo, doveva essere pronta a marzo, le misure preparate dal MIT e bollinate dalla Ragioneria sono state inviate al Consiglio di Stato e parallelamente proseguirà l'interlocuzione con la Commissione europea rispetto alla procedura di infrazione tuttora pendente. Il decreto attuativo però contiene una sorpresa, l'ultimo regalo ai balneari, il taglio del canone delle concessioni demaniali, una sorta di lascito prima delle gare, quasi una compensazione del centrodestra che da anni, in modo ancora più forte in campagna elettorale, aveva fatto del blocco del mercato e della reiterazione delle proroghe un principio non negoziabile, per poi fare retromarcia davanti all'intransigenza dell'Europa. Col decreto attuativo l'esecutivo garantisce un taglio dell'affitto che il proprietario dello stabilimento versa al demanio
e che sarà più o meno ampio a seconda della categoria e dell'area di riferimento. I canoni erano già stati abbassati del 4,5% nel 2024, dopo i maxi aumenti del 2022 e 2023, ma la nuova normativa concordata tra Palazzo Chigi e l'Europa aveva previsto inizialmente una risalita del 10% della quota da versare all'erario e non un altro sconto. Bisogna ricordare che l'ammontare minimo dell'affitto si aggira intorno a 3.200 euro, però gli imprenditori del settore hanno sempre sottolineato che lo Stato tiene i prezzi bassi perché obbliga i concessionari a farsi carico di altri costi che altrimenti graverebbero sulla collettività, come la pulizia delle spiagge e lo stipendio dei bagnini. Quanto agli indennizi, la bozza del decreto attuativo riconosce al concessionario che perde lo stabilimento un'equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi 5 anni, adottando come base di calcolo il valore nominale iniziale degli investimenti iscritti nei bilanci dei 5 anni antecedenti, quelli d'avvio della procedura di affidamento. Quindi niente rimborso sui beni non ancora ammortizzati a bilancio. I sindacati dei balneari spiegano che nell'incontro avuto col ministro delle infrastrutture Matteo Salvini è stato loro detto che Bruxelles si è opposta agli indennizi sugli investimenti immateriali, come ad esempio il marchio o l'avviamento dell'attività. Ma è tutto il sistema del riconoscimento del valore dell'azienda che non convince gli imprenditori, che avrebbero voluto un meccanismo di rivalutazione dei beni. Fonti della Lega sono soddisfatte del risultato finale del provvedimento, perché intende promuovere e tutelare l'intero comparto nell'economia e del turismo balneare italiano. Però questo, secondo la stampa, è un regalo che viene fatto a gente che molto probabilmente sta ancora pagando i mutui per tutte le varie operazioni che ha fatto nel corso di questi anni. Ma adesso qui Parlamento salutiamo quei privilegiati dei balneari, evidentemente, secondo la stampa. Qui Parlamento. Qui Parlamento. Allora io do il bentornata e il benvenuta all'onorevole Giovanna Miele. Buongiorno. Buongiorno a voi, buon lavoro innanzitutto di mattina. Bene, buongiorno. Grazie onorevole, del resto il mattino in bocca a loro in bocca, no? Esatto. Senta, l'angelo col Corano, io di cose strane ne ho viste nella mia vita, ma questa mi mancava. E a lei? Allora, l'angelo col Corano, sì, anche a me è mancata, insomma, abbiamo frequentato tutti la scuola, abbiamo avuto modo di avere vite ricche di emozioni e di esperienze, ma l'angelo col Corano effettivamente ci giunge nuova, al netto del fatto che avviene in una scuola primaria. Sicuramente è un lavoretto che viene suggerito da un libro di testo durante le ore, insomma, di religione, durante lo svolgimento delle materie a religione, ha fatto molto discutere, ma dobbiamo sottolineare che questa notizia giunge da genitori, quindi dalle famiglie di bambini a cui era stato, insomma, proposto questo lavoretto, per cui l'attenzione di politici locali, ma di associazioni, per capire quale fosse la motivazione che spinge, insomma, anche editori e autori di libri a creare questo mix di religioni per insegnare ai bambini quali sono le fondamenta di questa filosofia. Ma noi semplicemente oggi, io come prima firmataria, ma molti colleghi, abbiamo pensato di analizzare questa cosa, quindi capire meglio come mai si arrivi a fare, insomma, dell'insegnamento della religione e della religione cattolica questo tipo di modalità didattica. Ma non perché siamo contro il multiculturalismo, non perché non vogliamo che venga insegnata la religione da tutti i punti di vista e tutte le religioni, cosa che è prevista anche dall'ordinamento scolastico, semplicemente perché ci sembra che dopo tantissime, insomma, vicende che vedono legate la scuola purtroppo anche ad una strumentalizzazione ideologica da parte di alcuni, meno male pochi docenti, rispetto al fatto che ci debba essere questa apertura, no?
noi cerchiamo di capire perché ci si spinge così oltre. Infatti, lo vorremmo capire tutti quanti. L'altra cosa, aggiungerei, è che a me hanno insegnato scherza coi fanti e lascia stare i santi. Forse queste cose ci dovrebbe essere un qualche vescovo da qualche parte a Civitavecchia che magari prenda e dica: vabbè, facciamo che gli angeli cattolici continuano a fare gli angeli cattolici, i fedeli musulmani fanno quello che vogliono nella loro religione, così per dire. Io sono convinta, ma siamo tutti convinti, che bisogna conoscere tutte le religioni e bisogna avere la capacità poi di scegliere e di saper capire dove si vuole andare, cosa si vuole essere, chi si vuole essere, ma non bisogna sicuramente mistificare, insomma, ecco, per usare un termine che è appropriato, non bisogna mistificare. Devo dire che dal mondo cattolico arrivano anche giustificazioni rispetto all'accaduto, perché poi i libri di testo erano stati scelti, quindi qualcuno, insomma, anche tra le sinistre d'Italia cerca di difendere la libertà e l'autonomia di insegnamento, cosa su cui noi ci battiamo e cosa che noi sottolineiamo come giusta, ma non bisogna fare in modo che non ci si capisca più nulla, passatemi questo termine. Quindi se si insegna la religione cattolica facciamo leggere all'angelo la Bibbia, insomma, ecco. Ecco, sarebbe proprio il caso. Certo, stupisce che anziché dirlo, ripeto, il vescovo di Civitavecchia prenda e lo dica un onorevole della Lega o lo debba segnalare uno dei partiti che è al governo e che esprime svariati ministri e uno dei 2 vicepresidenti del Consiglio. Davvero io questo non me ne capacito, ma sa, questi sono i frutti avvelenati del bergogliismo, di un papa che diceva che Dio non è cattolico. Se Dio non è cattolico, tutto è possibile. Esatto. Purtroppo stiamo perdendo sempre più l'identità, sempre più la capacità di elogiare e valorizzare quello che siamo, quello in cui crediamo, quello che comunque è filogeneticamente nel nostro DNA. Quindi noi non stiamo qui a dare giudizi di valore, non stiamo qui a denunciare in maniera decostruttiva quello che avviene. Sicuramente stiamo qui a fare il nostro lavoro di vigilanza, il nostro lavoro di tutela e soprattutto ci teniamo alla scuola italiana, ci teniamo ai nostri valori, ai nostri ragazzi e facciamo anche gli auguri per tutti i maturandi. Approfittiamo che in questi giorni stanno affrontando forse la prima sfida meravigliosa della loro vita. Siccome siamo tutti e due della stessa classe, ma io non rivelo l'età delle ragazze, sbaglio o quell'anno abbiamo fatto tutti e due classe 1980? Io ho fatto il tema sulla letteratura, sul romanzo letterario. Io credo che invece scelsi la traccia libera, ero già politicamente attiva, quindi già, voglio dire, mi occupavo di questioni di sociale, quindi c'era una traccia libera non ricordo bene quale fosse, ma si occupava di l'associazionismo e quindi scelsi questa. Ah, buono, la maturità del 1998 resta nei nostri cuori. Allora, assolutamente. Onorevole, senta, quali saranno adesso i suoi prossimi impegni? Ma io sto lavorando adesso sugli insegnanti di sostegno, mi sto occupando un pochino di questa categoria di insegnanti, soprattutto perché sappiamo benissimo che oggi più che mai abbiamo moltissime diagnosi funzionali di ragazzi che quindi necessitano di avere un supporto a scuola. E quindi mi sto occupando di questo e ho proposto anche il cambio del nome come insegnante all'inclusione perché sia trasversale, viste le problematiche insomma dei nostri adolescenti, dei nostri giovanissimi, insomma ci stiamo ponendo un po' l'accento e l'attenzione. Eccellente. Allora, onorevole, buon lavoro e al piacere di ritrovarci presto. Assolutamente prestissimo. Mi scuso per la voce, ma io sono riuscita ad ammalarmi in estate e quindi adesso vanto anche questi primati, insomma, benissimo.
Allora ci vediamo assolutamente presto con una voce un pochino più squillante. Vabbè, ma le voci rock hanno sempre avuto fortuna in musica, pensi a Janis Joplin, quindi se vuole può E al nostro approfittarne. buon Franco Califano anche, infatti, è vero. Dai, allora Sì, mi lancio anche. sulla musica. Mi lancio sulla Esatto. musica, presto mi lancio. Va benissimo. Grazie. Di Un nuovo, buon lavoro e a prestissimo. Grazie di tutto. A presto. grazie ancora, buona giornata. Qui Parlamento. E allora, bella gente, sono le 8:54 minuti e 47 secondi qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa rassegna stampa supplente. Signore e signori, adesso noi andiamo a vedere le ultime cose del nostro, diciamo così, del nostro appuntamento di quest'oggi, però io non riesco più a capire quale finestra abbia aperto, quindi facciamo una bella cosa. Francesco, andiamo un momento in pausa con Bandiera Bianca di Franco Battiato e poi torniamo tra qualche minuto, se tu sei d'accordo, va bene? Va bene. Dai. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Mister Tamburino, non ho voglia di scherzare, rimettiamoci la maglia, i tempi stanno per cambiare. Siamo figli delle stelle, pronipoti di Sua Maestà il denaro. Per fortuna il mio razzismo non mi fa guardare quei programmi demenziali con tribune elettorali. E avete voglia di mettervi profumo e deodoranti, siete come sabbie mobili tirate giù. C'è chi si mette degli occhiali da sole per avere più carisma e sintomatico mistero. Com'è difficile restare padre quando i figli crescono e le mamme imbiancano. Quante squallide figure che attraversano il paese, come misera la vita negli abusi di potere. Sotto te svendo la bandiera bianca, sotto te svendo la bandiera bianca. Sotto te svendo la bandiera bianca, sotto te svendo la bandiera bianca. A Beethoven e Sinatra preferisco l'insalata, a Vivaldi l'uva passa che mi dà più calorie. Com'è difficile restare calmi, indifferenti, mentre tutti intorno fanno rumore. In quest'epoca di pazzi ci mancavano gli idioti dell'orrore.
sentito degli spari in una via del centro, quante stupide galline che si azzuffano per niente. Minima immorali, minima immorali, e sommersi soprattutto da immondizie musicali. Sotto spento la bandiera bianca, sotto spento la bandiera bianca. Sotto spento la bandiera bianca, sotto spento la bandiera bianca. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. E sommersi soprattutto da immondizie musicali, cantava nel 1981 Franco Battiato, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, alle 9, 1 minuto e 34 secondi qui sulle magiche onde di Radio Libertà, sommersi da immondizie musicali, un immenso Franco Battiato spuntato ieri alla maturità e voglio ricordare di Battiato la sua libertà intellettuale. Raccontò che Dario Fo lo fermò nei primi anni '80 dopo i suoi primi successi con La voce del padrone, il disco del 1981 da cui è tratto Bandiera bianca, e Dario Fo gli disse: io non capisco i tuoi testi. E a me che cazzo me ne frega, gli rispose Franco Battiato. Date una medaglia anche a Battiato. Va bene, siamo a pagina 13 della Verità. Mi spiace chiudere la rassegna stampa con questa notizia, però questo vi dimostra che paese, che governi abbiamo avuto in questo paese. Abbiamo dato oltre 800.000 euro al killer di Roma per un film mai fatto, scrive Carlo Cambi. Scoop di Open: Kaufman, o Rex Alford come preferisce farsi chiamare, ha ottenuto i fondi grazie al tax credit nell'epoca Franceschini. Della pellicola non c'è traccia. Pensate, il Ministero della Cultura, allora retto da Dario Franceschini, ha finanziato con quasi 1 milione di euro l'autore non del film ma dell'orrore. Lo scoop è di Open, che ha scoperto che il Ministero dei Beni Culturali ha concesso il 27 novembre 2020 un tax credit di 863.505 euro e centesimi 90 alla produzione del film Stelle della notte del regista Rex Alford, il killer presunto di Villa Pamphili. Open specifica che il decreto è il numero 2872 e porta la firma di Nicola Borrelli, all'epoca direttore generale della sezione cinema e audiovisivi del ministero guidato dal primo sponsor di Elly Schlein alla segreteria del PD. Il dicastero Franceschini ha messo nelle mani di un uomo che gira il mondo con un passaporto falso, che si spaccia per regista e produttore, che ha probabilmente ammazzato una donna e sua figlia, i soldi dei contribuenti italiani. Chissà se ora Elio Germano andrà a chiedere scusa all'attuale ministro Alessandro Giuli. Elio Germano, che ha interpretato Enrico Berlinguer nell'omonimo film e perciò ha vinto il David di Donatello davanti a Sergio da Mattarella, che lo premiava, ha detto qualche settimana fa,
Ho avuto molta difficoltà ad ascoltare il rappresentante della cultura nel nostro paese, il ministro Giuli. Andrea Scanzi aggiunse: Giuli su Germano? La destra reagisce così perché nel cinema ha prodotto ben poco. La destra, crediamo, è felicissima di non aver mai prodotto Stelle della notte. Il film non è mai uscito, ma il fantomatico regista finanziato dal ministro Demme è entrato in galera. Rex Alford, alias Francis Kaufman, per gli inquirenti avrebbe ammazzato, nascondendo i cadaveri nel parco dove sono stati ritrovati il 7 giugno, la sua compagna Anastasia Trofimova, 28 anni, nata a Omsk, e la sua bambina Andromeda, che avrebbe compiuto un anno il 14 giugno scorso. Contro Rex Alford, che è uno dei nomi usati da questo pluripregiudicato che la famiglia d'origine californiana mantiene con un vitalizio da $6.000 al mese, la Procura di Roma ha spiccato un mandato di cattura internazionale. Lo hanno arrestato a Skiathos, isola greca, e l'Italia ne ha chiesto l'estradizione, ha dimostrato un'elevata capacità criminale. A questo soggetto, che è stato arrestato 5 volte negli USA per violenza aggravata, abbiamo concesso uno sconto fiscale di quasi €1 milione. Franceschini ha inventato il tax credit, che significa più o meno non far pagare tasse a chiunque produca un film, anche se il film non è mai stato realizzato. Ma in che modo Kaufman è arrivato a bussare a denari al ministero? Per capirlo con tutta probabilità si aprirà un nuovo filone di inchiesta. Il californiano, 47 anni, senza fissa dimora, ha fatto base a Malta, dove è arrivato nel 2019, lì ha incontrato 2 anni fa Anastasia, e dove anche col nome del suo avatar in rete, Matteo Capozzi, si è costruito una nuova identità. A Malta ha ottenuto i documenti, ha messo su la Tintagel Film SNC, società di produzioni cinematografiche, e ha inviato col nome di Rex Alford il progetto del film al MIBAC, documentando spese di produzione probabilmente mai avvenute, accompagnando la richiesta col suo falso passaporto americano. Il fascicolo risale a 5 anni fa. Il tax credit gli è stato concesso. Questo la dice lunga sui controlli che all'epoca di Franceschini venivano fatti. Le 9, 6 minuti e 34 secondi, qui chiudiamo la nostra rassegna stampa. Anzi no, voglio chiudere con una nota lieta. Sapete che non è, diciamo così, nella mia indole dare notizie di carattere sportivo, ma questa la voglio dare perché è un paesano, perché è uno che ha necessaria grinta e cazzimma. Poi vabbè, non lo so se ci qualificheremo ai mondiali, perché l'impresa è quanto mai ardua, ma è giusto dare spazio e lustro a un uomo che da Schiavonea nel Crotonese si è illustrato sui campi del mondo, diventando campione del mondo 2006. Signore e signori, con me niente scuse. Rino Gattuso, il nuovo CT, motiva i Ringhio Boys, si pedala, la prima cosa è creare una famiglia. So cosa fare, entrerò nella testa dei giocatori. Auguri Ringhio, veramente, ti abbraccio forte forte, insomma. Vediamo se questa Italia all'anduia riuscirà ad arrivare fino al mondiale del 2026. Dai, questa è la cosa più importante. Va bene, il telefono da questo momento è aperto allo 0292947222. Io, Francesco, tolgo la condivisione, metto la webcam, così mi potete ammirare, si fa per dire, in tutto il mio splendore. Eccoci qua, mi tolgo gli occhiali che sono anche più bello. Vediamo un attimo se parte questo benedetto apparecchio. E naturalmente adesso dovremmo comparire, eccomi qui, le regoliamo a posto. Perfetto. Il telefono è dunque aperto 0292947222, se volete dire la vostra, se volete commentare queste notizie, se ci sono delle zappe le leggiamo pure, non è un problema, perché chiaramente abbiamo tutto il tempo a disposizione, visto che sono anche le 9:08 e 40 secondi qui sulle nostre magiche onde. E abbiamo dunque Furfaro e il nulla, Pietro, poi ancora vediamo chi è che ci scrive. Antonino, ottimo lavoro, le tue rassegne stampa, Radio Libertà sempre più forte, Pier. Poi
Grazie Meloni, grazie Piantedosi che fanno entrare più clandestini di prima, 24.000 in 5 mesi, più che con Draghi come con la sinistra. Perché dovrei votare i fascisti se poi non fanno nulla? La Meloni pensa solo a viaggiare, a cambiarsi d'abito 4 volte al giorno, si crede una gran bellezza. L'unico che ha fermato i cannibali è stato Salvini, ma gli interni, i fratellastri non lo vogliono. Un commento dai toni francamente abbastanza da bar. Le cose si possono dire senza bisogno di fare questi fuochi d'artificio. Beh, che male c'è a ridurre il canone ai balneari? Magari possono fare prezzi un po' più bassi ai clienti per starci dentro con i costi. Silvio da Torino. Silvio, io aggiungerei anche una cosa: se vi fate una chiacchierata con i balneari scoprirete che non viaggiano in Porsche e molti di questi si stanno pagando ancora mutui per tutte le strutture che hanno dovuto mettere in piedi. Sono gente che deve pagare degli stipendi, sono gente soprattutto che deve massimizzare le entrate in quei 4 mesi di stagione estiva. E qui io torno anche alla, come vi posso dire, alla piccolezza di quelli che durante il Covid fecero la polemica perché c'era gente che andava a sciare o che andava a mangiare al ristorante ed ebbero il coraggio di dire sono spese voluttuarie e spese superflue. Spese superflue cosa? Fenomeni. Che con quella spesa superflua c'era gente che ci campava una famiglia per il resto dell'anno. Questo è il livello. Beh, poi ancora, Pina da Monza e Brianza. Ciao Pina, ho ascoltato la notizia di quel milione dato a quel regista che avrebbe dovuto fare un film mai fatto. Il mio pensiero è quello di far pagare a chi ha elargito quei soldi senza controllare. Oppure aveva convenienza? Beh, questo spero di no. E poi non lo so. Un grande grazie ad Antonino per la rassegna stampa speciale e onesta, un caro saluto. Bah, speciale e onesta, abbiamo cercato di fare il nostro mestiere e poi i 200 euro sono sotto il lavandino in bagno. Pronto, chi è là? Pronto? Ciao. Sì. Ciao Antonino, sono Marco da Settimo Torinese. Ben trovato. Innanzitutto volevo ringraziarti per questo periodo di rassegna stampa perché sei stato quasi impareggiabile. E poi insomma, abbiamo cercato di fare il nostro meglio. E poi volevo salutare il ritorno del prossimo conduttore, no? Il ritorno di Sammy Cuore d'acciaio, come no? Sì. Va bene allora, grazie a tutte e due. Grazie a te. Grazie a Radio Libertà. Grazie a te e alle tue orecchie, perché senza le tue orecchie non esisteremmo. Altra telefonata, pronto, chi è là? Ciao Antonino, sono Walter. E figurati se non c'era la ciliegina sulla torta, dimmi. L'ultimo giorno, poi sai che io di pomeriggio sono un po' zingaro e non riesco ad ascoltare. Aspetta che cambio perché non riesco ad ascoltare la radio purtroppo. Ce lo so, fratello, che vuoi fare? Ti ascolto in streaming comunque, sempre. Volevo dire questo, in primis, visto che ogni volta che qualcuno scrive una cazzata dici le chiacchiere da bar, ma che cazzo di bar frequenti? Terribile il bar che frequenti. Beh, è uno dei peggiori bar di Caracas. Infatti, è quello che mi sono immaginato. L'altra cosa è questa. Io sto pensando di mettere su un'impresa per fare film cinematografica e ho già in mente la sceneggiatura del primo film. Il titolo ce l'ho scritto in testa: il coglione che paga le tasse, e il protagonista io. Poi non so, degli amici che ascoltano Radio Libertà, quanti vogliono venire a fare interpreti con me, non comparse, co-interpreti. Però il titolo sarà Il coglione che paga. È una mia foto in prima pagina con di fianco il cedolino della mia pensione. È solo quello. Benissimo. Basta. Adesso manderò. Potrebbe anche essere un porno, tutto sommato. Ma il mio cedolino della pensione è già porno sicuramente, perché vuole che paga, porca putrella, altro che porno, cioè è una roba inaudita. Poi sento Bagnai, Dio lo tenga, lo protegga, lo conservi lui e Borghi fino all'infinità, che se un pensionato che si è trasferito in Portogallo, faccio un esempio, a pagare il 10% di tasse, rientra in Italia, bontà sua,
Lo Stato, per premiarlo, perché non ha pagato le tasse per anni andando in Portogallo, non ha pagato il 40% che pago io, gli applica le tasse del 7% se si trasferisce in un paese al sud con meno di 20.000 abitanti. Allora la domanda che faccio io, ma quello che è il titolo di prima, il coglione che paga le tasse, Sì. che le ha sempre pagate per tutta la vita e le sta pagando anche ora, perché non gliela dai anche al protagonista del mio film la possibilità di trasferirsi in un paesino del sud di meno di 20.000 abitanti e di pagare il 7% di tasse? Perché a me no? E a chi non ha pagato le tasse già? Se è uno straniero che viene qua lascia perdere, ma l'italiano che è andato all'estero per non pagare le tasse e torna e lo premi non facendogli pagare ancora le tasse, secondo me questa è... E allora lo diciamo vedi che è un proprio un film porno. È più porno di così, caro mio, qui c'è dentro di tutto. Vietato ai minori di Già. 80 anni, scusa. Ciao Già. Antonino. Ciao. Bene per Altra i 2 mesi. Ciao ciao. Grazie a te, un abbraccio. Altra telefonata, pronto, chi è là? Antonino, Sì, buondì. ciao, sono Ornella da Lecco. Benvenuta, cara Ornella. Ciao. E io saluto anche Walter perché lui è sempre un po' così. Voglio dire, ma venire, sentivo stamattina, cioè non è che si è perso il referendum, perché come fa a dire che la maggioranza degli italiani è pro-migranti? Ma proprio non se ne fanno una ragione questi qua. Non è pro migranti, ma pro rifugiati, che se tu ci fai caso Sì. è giocare con le parole, perché se tu mi dici c'è esatto. uno che chiede asilo politico perché è gay e nell'Iran lo impiccano come si chiama, alla gru, e chiede l'asilo politico in Italia, nessuno gli può negare l'asilo politico. Sì. Altro discorso è uno che paga 5.000 euro e passa un trafficante o uno scafista per entrare senza rispettare la legge in Italia. Vedi i giochini poi- sulle parole. Volevo dire anche, cioè io amo molto questo Papa, passando da un altro argomento, Pure io. che sta ridando dignità alla Chiesa dopo la pausa francescana. E lo ringrazio perché proprio davvero, guarda. E poi ti voglio ringraziare per averci fatto compagnia in tutto questo tempo. Sei molto bravo, molto intelligente e guarda, non so più cosa dire. Mi piaci molto, mi piace tanto anche il mio Semmila. Ciao. Grazie a te. Altra telefonata, pronto, chi è là? Buongiorno. Buondì. Antonino. Intanto volevo ringraziare lei, il direttore Sallusti, Cainarca e tutti quanti quelli che collaborano alla riuscita di questa nostra radio, che è veramente l'unica, secondo me, rimasta libera in tutta la nazione, veramente libera, che si può dire quello che si vuole. Poi vorrei fare una considerazione riguardo ai nostri tempi. I nostri tempi, secondo me, sono dettati non so, dall'invidia, sono pieni di invidia. Dovete vedere i commenti sui social, a parte quelli della Meloni, perché porta via la figlia, che è piccola, chiaramente lo deve lasciarla da sola, no? Ma anche su quello di Bezos, che va a sposarsi a Venezia, no? E lei vede i commenti, li avrà visti sicuramente anche lei sui social. Tutta gente invidiosa di uno che, vabbè, avrà fatto i soldi, però dà lavoro a moltissima gente, si è tirato sulle maniche, penso che nessuno glieli ha regalati. Tutta gente che non ha voglia di sporcarsi le mani, ma sono capaci solamente di invidiare e criticare a prescindere su qualsiasi cosa. Poi, se posso dire un'altra cosa, tutti questi filo-iraniani e antisemiti che ci sono in Italia, io mi vergogno veramente di essere italiano, a sentire certe cose che dicono sempre sui social, neanche non rispondo perché va a innescarsi dopo una lotta che non serve a niente, perché è inutile rispondere a certe persone. Ma veramente mi vergogno di come sta andando a finire l'Italia e con questi, non so, la sinistra non è più un partito, è un centro sociale diventato. Sono dei centri sociali, dai dirigenti in giù. Mi scusi per lo sfogo, la ringrazio di nuovo per tutto quello che fate. Buone cose. Non vedo errori nel tuo intervento, anzi, sono pienamente d'accordo con te. Altra telefonata, pronto, chi è là? Sì, pronto, ciao, sono Fabrizio di Sabbio Chiesa. Grandissimo, buongiorno a te. Sì, buongiorno Antonino.
Allora, due questioni. La prima questione riguarda la sanità. Allora, dopo tanti anni e dopo quasi 3 anni che siamo al governo noi, le liste d'attesa per avere le visite e i controlli sono rimaste le stesse. Queste qui sono praticamente quello che succede qui, cose che conosco io, i parenti, gli amici, gli anziani specialmente, tutti quelli che hanno problemi di salute. Qui siamo sempre alla solita storia che se vuoi avere una visita con il sistema sanitario nazionale devi aspettare mesi, 6 mesi, 7 mesi, 8 mesi, poi stranamente quando tu vai a pagamento la trovi dopo una settimana, dopo 2. Allora a me questa storia mi sta stufando, perché se ci sono i medici che nel privato si possono permettere la visita, mi devi spiegare perché io pago le tasse, però praticamente nel pubblico questi qua la visita non te la possono fare. Allora quante ore fanno negli ospedali? Perché hanno questa possibilità di rimpinguare il loro stipendio? Io non l'ho ancora capito. La vogliamo risolvere sta storia o pensiamo che noi tra 2 anni ci votano perché siamo belli, perché siamo stati bravi? Io questo qui non l'ho ancora capito. Seconda questione, la questione delle bollette elettriche. Allora, non siamo ancora riusciti a distinguere tra il pagamento della bolletta elettrica fatta con gli idrocarburi e col metano e quella fatta con le energie rinnovabili. Allora, le energie rinnovabili, per esempio, sono quello idroelettrico. L'acqua non costa niente, piove, fa sempre la sua corrente perché io devo pagarla come se fosse fatta col carbone o col metano. Allora anche questi ritardi, che poi per le aziende sono veramente una cosa insopportabile, le vogliamo mettere sul tavolo e fare qualcosa o no? Perché guardi che la differenza tra noi e quelli di sinistra prima non c'è, la lentezza non c'è, il cittadino ha gli stessi disagi di prima, il signore prima che parlava che è un coglione che paga le tasse, anch'io sono un coglione che pago le tasse e ne ho piene le palle. Qui ci sono le strade dissestate che fanno schifo e poi sento sempre Salvini che si interessa del ponte sullo stretto. Allora gli dico, stai attento Salvini, perché i voti della Lega al Sud tu non li becchi da gente come noi che ne ha pieni i coglioni di portare la macchina dal carrozziere o dal meccanico perché è distrutta, va bene? Allora vogliono fare qualcosa o pensano che la gente ci vota noi perché gli altri sono peggio? Guardate che non funziona così, fra 2 anni lo vedremo. Grazie, altra telefonata, pronto chi è là? Sì, buongiorno, signor Antonino, volevo anch'io salutarla anche se Ben trovata. io pomeriggio non ho un gran tempo e non riesco mai a sentire nulla, ogni tanto la mattina la seguo, anche se molte volte abbiamo avuto dei diverbi. Io la ringrazio, ma soprattutto ringrazio per la sua franchezza e per la musica che mette. Grazie. Soprattutto io volevo esortare a stare allegri, a stare felici, a stare tranquilli, perché anche oggi la guerra contro l'Iran, il presidente Trump la fa domani, anzi no, fra 15 giorni. La bomba nucleare di Putin, quella che arriva domani, forse no, forse fra un mese, e anche oggi arriva domani. Anche oggi i missili, la guerra nucleare, eccetera, eccetera, arriva domani. Quindi il presidente Trump sta cambiando il mondo, il presidente Trump sta prendendo tanta gente potente per il culo, sta facendo il lavoro per il quale è stato messo lì, perché giustamente, come ho avuto già modo di dire, lui è una pedina, è una persona messa lì, ma dietro c'è tutto un progetto. Per cui siamo felici, siamo tranquilli, e anche oggi le guerre e i bombardamenti e la guerra all'Iran e la guerra e l'appoggio a Israele lo diamo domani, anzi no, fra 15 giorni. Quindi viviamo tranquilli e sereni. Almeno non abbocchiamo al loro tentativo di metterci sempre terrore. Ma la cosa bella che mi fa proprio stare bene in questo periodo è vedere questi giornalisti, la Gruber, Giannini, cioè che si sentono, perché io grazie a Dio la televisione non la guardo, però ogni tanto vedo degli spezzoni magari sui social, eccetera. Questi sono letteralmente impazziti. Come è impazzita ed è nel marasma più totale questa Unione Europea nazista che ci vuole sottomettere, che tanto male sta facendo ai popoli europei, soprattutto all'Italia. Quindi abbiamo ancora un pochino di pazienza, perché la situazione evolverà in modo positivo e sta già evolvendo in modo positivo. Ci vuole
tempo, ci vuole chiaramente la bacchetta magica. Non c'è. A proposito, anche il Zelensky è partito, non si sente più, l'hanno lasciato da solo por un annino, il snifolo, la pecorella smarrita, l'hanno lasciato. Anche lì, vedi, presa per il culo, appoggiamo, non appoggiamo, però mandiamo le armi, però non le mandiamo. Però è una grandissima presa per i fondelli, perché il mondo sta cambiando. Grazie mille, signor Antonino, e un bentornato a Sammy con il suo cuore d'acciaio. Grazie mille, buon lavoro. Grazie ancora. Altra telefonata, pronto? Chi è là? Ciao Antonino, sono Gigi da Venezia. Ehi Gigi, buongiorno a te. Ascoltami, non voglio all'ultimo momento discutere di tutti questi problemi, voglio solo ringraziarti per come hai condotto in maniera tranquilla. È stato un piacere ascoltarti, perché tu sai quelle persone che tu ascolti, e tu, quando ascolto te, come ascoltavo bene Tortora, quelle persone che ti mettono sulla prova dei fatti, che sanno e che discutono tranquillamente con sapienza. Perciò ti torno a ringraziare ancora, mi hai fatto una buona compagnia, grazie Antonino, e speriamo di sentirci ancora. Ciao. Grazie, però addirittura scomodare Enzo Tortora anche no, veramente, perché Enzo Tortora stiamo parlando di fantascienza rispetto al nulla che sono io, sottovoto spinto. Altra telefonata, pronto, chi è là? Ciao Antonino, sono Marco da Mantova in trasferta. Oh, dove ti trovi di bello, amico mio? Sono 7 giorni a Senigallia, infatti ti sto ascoltando mentre passeggio nell'acqua. Alla facciazza mia, dimmi tutto. Allora, anch'io volevo ringraziarti perché tu hai una verve insostituibile, hai il tuo modo di trasmettere che è molto, molto empatico, anche quando magari ci sono degli scambi di opinioni non collimanti, però tu ci sai fare, sei bravissimo. Detto da un ex speaker, perché io ho fatto 20 anni di radio nella mia precedente esistenza. E i 200 euro sono sotto il lavandino in bagno alla rotonda, ricordatelo. Li dono alla radio per tutto quello che fa. Non per nulla togliere al Sammy, perché il Sammy è un istrione e sarò ben contento lunedì di ritrovarlo, vista l'operazione molto particolare e molto impegnativa che ha subito. Allora, una cosa però la devo dire. Allora, tutto quello che noi subiamo in questo paese, io almeno la penso così, deriva da quella morale dell'ipocrisume catto comunista che mette le persone che hanno la bravura di fare carriera o di fare i sordi, come dicono a Roma, come delle persone che hanno rubato. Cioè tu fai carriera, fai i soldi, sei per forza un criminale, un evasore, uno che ha fatto tutto per dei sotterfugi, e di questo, che comunque alberga nella morale italiota, è stato riesumato 10-15 anni fa dai grillini, che sono riusciti a risvegliare nelle persone il peggio di questo modo di pensare. Quindi per quanto uno fa è sempre una carogna, soprattutto se riesce a fare carriera. Comunque piano piano faremo anche questo. Ultima cosa su Trump, visto che è stato tirato in ballo dall'Antonella, se non ricordo male. Trump ha lanciato il sasso e adesso si è preso 2 settimane di tempo, secondo me, per mettersi d'accordo con eventuali pseudo alleati dell'Iran, che non succeda un casino, perché tutto sommato il regime iraniano, se sparisce, sarebbe un bene per la Cina, perché se l'Iran blocca Hormuz, la Cina, l'India non riescono più a commerciare con l'Europa, e tutto sommato non darebbe secondo me fastidio neanche tanto a Putin, anche se l'Iran comunque gli fornisce armamenti, perché ci sarebbe un accordo sotto banco secondo me con Trump. Niente, basta, lascio spazio agli altri. Ciao Antonino, ci ritroveremo alla sera dalle 18. Grazie a te, abbiamo ancora un minuto e mezzo. Pronto, chi è là? Ciao. Pronto, ciao Antonino, sono io.
Sì, vai, ben trovato. Ciao, sono Fabrizio da Crema, grazie. Ciao Fabrizio. Tanto complimenti per le tue conduzioni, sempre molto interessanti. Io volevo fare una considerazione non tanto sulle problematiche del momento, sia italiane che internazionali, ma sulla composizione del nostro governo. E finché avremo una predominanza così forte di Fratelli d'Italia nella coalizione e un Forza Italia che invece tira da un'altra parte, non avremo la possibilità di avere un governo coeso verso quello che serve all'Italia. Il problema è che la gente non capisce e quindi in questo momento Fratelli d'Italia guida la coalizione ma ha un'idea di governo centralista e questo frena tutte quelle che sarebbero delle innovazioni e dei cambiamenti, tra i quali anche il federalismo regionale, che servirebbero come il pane al nostro paese. Ecco, questo era un monito, no, che voglio dare, perché finché la coalizione non ha un equilibrio differente faremo sempre fatica, perché, ripeto, Fratelli d'Italia ha un'idea di governo centralista, come Alleanza Nazionale ha sempre avuto negli anni. Grazie mille per la possibilità che mi hai dato. Ciao. Grazie a te. Allora, ultima telefonata, se c'è, pronto? Pronto? Sì, buondì. Sì, buongiorno Antonino, sono Dario, chiamo da Valle Piane. Ciao Dario. Nelle liste d'attesa volevo precisare una cosa. I medici che fanno le loro visite a pagamento in ospedale, l'ospedale ha una congrua percentuale su quelle visite, quindi voi pagate il servizio sanitario, il servizio sanitario mette a disposizione il suo ospedale per fare delle visite private sulle quali guadagna ulteriormente. Allora, il problema di risolvere le liste di attesa è che nessuno più accetti di fare delle visite private perché è più veloci. Se nessuno lo fa più, le visite diventeranno tutte pubbliche ufficiali. La gente si deve però un attimino svegliare e fare in modo che tutto questo non possa più. Io non posso presentarmi a uno sportello e sentirmi dire però se paga chi? Solo il medico o anche il servizio che già pago? Grazie. Grazie a te, io ho finito, adesso Giovanni Sallusti e poi Auto da Fe con Giulio Cainarca. Io vi saluto con Eugenio Montale. Forse un mattino andando in un'area di vetro arida rivolgendomi vedrò compiersi il miracolo. Nulla alle mie spalle, vuoto dietro di me con terror d'ubriaco. Poi come su uno schermo s'accamperan di gitto alberi, casi, colli per l'inganno consueto. Ma sarà troppo tardi e io me ne andrò zitto tra gli uomini che non si voltano col mio segreto. Buona giornata, buona vita, Dio vi benedica. Bentornato Semmi, domani Pier Vittorio Scimia, grazie a tutti e noi ci ritroviamo alle 17:30 con Chilometro Zoom. Buona giornata.